con Floriano Curto, enologo, però anche allevatore della famiglia Curto, che ha in gestione Malga Mariec qui a Pianezze sopra Valdobbiadene, in una giornata fantastica come vedete, perché appunto è appena nevicato. Parliamo un po' della vostra attività, soprattutto in questo caso di Malgari. Questa è una malga di Veneto di Cultura affidata a voi, però voi l'avete ben valorizzata e soprattutto come Malgari fate del formaggio straordinario, vincete sempre premi. Sì, beh, per la gestione delle malghe qui di Veneto Agricoltura c'è costituito un consorzio di valorizzazione montana Montecesen che a suo tempo con i vari allevatori ha preso in gestione le varie malghe. Qui a Malga Mariec appunto la famiglia Curto la gestisce dal 2005 producendo formaggi, proprio la filiera completa della produzione, avendo un allevamento di vacche da latte e quindi portandole qua su per avere un miglior latte per produrre dei formaggi di qualità e come sono quelli della tradizione che da sempre si producono in queste montagne. Vino e formaggio vanno d'accordo? Beh, chiaramente vino e formaggio sono sempre insieme. Per assaggiare un buon vino ci vuole un formaggio. Il formaggio spesso viene apprezzato con un buon bicchiere di vino. Qui è zona di Valdobbiadene, Conegliano Valdobbiadene DOCG, quindi zona di Prosecco superiore, zona di grandi vini, e però allora parliamo dei grandi formaggi che fate voi qui in Malga Mariec. Sì, qua su produciamo i formaggi, varie tipologie di formaggi, ma il formaggio principale è quello della tradizione che abbiamo denominato Montecesen, è il formaggio tradizionale che si faceva una volta, che si continua a fare ed è quello che ci dà maggiori soddisfazioni perché acquisisce dei profumi e di sapori diversi dati dal pascolo, un pascolo ricco di erbe, di varie essenze di erbe e di fiori e quindi conferisce al latte quelle caratteristiche che poi troviamo nel formaggio quando lo consumiamo. Vedo che c'è tanta gente che passa da queste parti. Beh, sicuramente in questi giorni la curiosità della neve attrae sicuramente dei camminatori, gli amanti della montagna che vogliono venire su a vedere la prima neve, ma comunque da alcuni anni il turismo qui ha avuto un incremento costante dovuto anche perché trovano appunto dei punti di riferimento attraverso le varie malghe ben gestite e quindi poi gli spazi panoramici per vedere, per osservare la pianura, ma anche le vette dolomitiche a nord, ma soprattutto perché siamo vicini alla pianura. È la prima montagna vicina alla pianura e quindi è facile da raggiungere e sempre di più attrae gli appassionati della montagna. Floriano Curto, concludiamo con i numeri. Allora, quante vacche avete qui? Qui normalmente carichiamo una novantina di vacche da latte e una ottantina di manze e vitelle, sui 150-160 capi all'anno, più i maiali, più le galline e tutto quello che fa parte di una fattoria agricola. Vacche di che razza? Vacche prevalentemente di razza bruna, ma abbiamo anche delle frisone, quindi tutte vacche a latitudine di produzione latte per fare latte di qualità per un formaggio di qualità. Adesso l'agriturismo è chiuso, quando riaprirete che cosa offrite? L'agriturismo viene aperto dal 1° giugno fino al 30 settembre e si propone la cucina tipica e tradizionale della montagna con i prodotti tipici di questa montagna, quindi a base di formaggi, le carni delle nostre mucche e dopo tutti quei prodotti che fanno parte della tradizione del territorio. Grazie Floriano Curto, e noi vi lasciamo con questa immagine di Efrem Tassinato e anche della pianura.